Consuntivo di fine anno del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, un anno straordinario per la nostra città, proclamata capitale della cultura 2025. È stato un anno importante di rinnovamento e di forte crescita, questo quanto dichiarato dal segretario nazionale della DC per il 2023 Cuffaro. Il Comune di Palma di Montechiaro ha approvato per il quinto anno consecutivo il bilancio di previsione. Grande soddisfazione del sindaco di Palma Castellino. Bilancio positivo dei carabinieri NAS in Sicilia per la tutela della salute. A Palma di Montechiaro il Natale dei Gattopardi, inaugurata la mostra di pittura di Francesco Marino. Ad Agrigento concerto di fine anno dei Tiro Mancino. A Santa Elisabetta si preparano i festeggiamenti per l'Epifania 2024. Amichevole dell'Acragas con il Gela, ancora un prestigioso premio per l'atleta agrigentina Giusy Parolino. Benvenuti con l'appuntamento odierno, l'ultimo del 2023 del nostro TVA Notizie. È stato un anno straordinario. Questo quanto affermato dal sindaco Miccichè in questo video che vi proponiamo. Il 31 marzo di Agrigento è stata proclamata capitale della cultura 2025, un treno, a detto del sindaco Miccichè, che non passerà più. Vediamo il videomessaggio del sindaco Miccichè. L'anno 2023 ci sta lasciando. È stato un anno straordinario. Il 31 marzo di quest'anno Agrigento è stata proclamata capitale italiana della cultura 2025, un treno che non passerà mai più per la nostra città. Siamo stati bravi tutti insieme a raggiungere questo obiettivo, questa opportunità. La regione siciliana ci ha anche voluto premiare perché ha vinto l'intera Sicilia, ci darà un contributo di 10 milioni di euro in 2 tranche. Sempre nel 2023 molti lavori sono stati finanziati, iniziati, qualcuno già in fase di completamento. Ricordo anche l'affidamento dei lavori per la rete idrica della città di Agrigento. Si perde tuttora il 58% di acqua nel sottosuolo. Finalmente questo sarà eliminato. Per quanto riguarda il piano regolatore generale, abbiamo iniziato quell'iter burocratico per sbloccarlo, decenni di inerzia. Uno degli atti fondamentali è stato quello proprio nel mese di maggio, con delibera della Giunta Comunale, abbiamo approvato i piani attuativi della zona C4. Finalmente quei terreni che erano virtualmente edificabili saranno sbloccati. Altro risultato raggiunto è quello della definizione dei confini nelle zone bianche tra Aragona, Favara e Agrigento. Finalmente molti imprenditori potranno accedere ai finanziamenti per le loro opere. Ieri, il 29 dicembre, in Consiglio Comunale abbiamo approvato il bilancio di previsione 23-25 e colgo l'occasione per ringraziare l'intero Consiglio Comunale per la maturità dimostrata. Questo ci permetterà di aumentare le ore al personale da 28 ore a 34 ore, diamo quindi dignità ai lavoratori del nostro comune. Questo potrà anche permettere di conferire il fondo di dotazione alla Fondazione Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, permetterà anche che Agrigento, il comune di Agrigento, possa far parte di quel comitato promotore per l'aeroporto di Agrigento, opera fondamentale, infrastrutturale importantissima per il nostro territorio. A tal proposito voglio ricordare che io come cittadino e non come sindaco già ne faccio parte. A breve, avendo approvato appunto il bilancio, anche la città di Agrigento ne potrà far parte. Pertanto voglio augurare a tutti i miei concittadini un buon anno, un anno di serenità, di pace, e finalmente tolgo io una parola all'augurio tradizionale. Di solito si dice speriamo che l'anno che verrà sarà migliore, lo speriamo, lo togliamo, l'anno che verrà sarà sicuramente migliore per tutto quello che noi abbiamo fatto, abbiamo preparato e per quello che ci sarà, perché la preparazione di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, già è pronta e finalmente Agrigento potrà godere di tutti quei benefici che questa opportunità, questo obiettivo prevedono. Bilancio di fine anno positivo per Totò Cuffaro. Quello che sta per concludersi è stato un anno importante per la democrazia cristiana, di rinnovamento e di forte crescita. Questo quanto dichiarato in questo videomessaggio da Totò Cuffaro, segretario nazionale della democrazia cristiana. Ascoltiamolo.
Quello che sta per concludersi è stato un anno importante di rinnovamento e di grande crescita per la Democrazia Cristiana, lo dice Toto Cuffaro, segretario nazionale del partito, nel tradizionale messaggio di auguri di fine anno, un'occasione per tracciare un bilancio più che positivo per il 2023, guardando anche all'immediato futuro e alle prossime sfide che attendono il partito. È stato un anno importante il 2023 per la Democrazia Cristiana, è stato un anno dove c'è stato tanto lavoro e dove la Democrazia Cristiana è cresciuta tantissimo. Siamo radicati in tutti i comuni della Sicilia, dovunque il messaggio di un partito di valori, di un partito di ispirazione cristiana che traccia il suo percorso dentro la dottrina sociale della Chiesa, adesso sta diventando protagonista. Abbiamo il rispetto delle istituzioni che è dovuto sempre e soprattutto quando le istituzioni vivono momenti di difficoltà. Di questa scelta la Democrazia Cristiana ne fa una questione molto importante della politica, come è importante assieme alla difesa delle istituzioni che rimangono, anche se gli uomini cambiano, è capire quando la società oggi abbia bisogno di partiti che riescano dentro la società a rappresentare anche le persone più deboli, i disabili, i malati, quelli che non hanno voce. Ecco, la Democrazia Cristiana vuole fare questo, vuole dar voce a chi voce non ce l'ha. E per far questo abbiamo scelto di rinnovare la classe dirigente. La Democrazia Cristiana che vogliamo, partito libero, aperto, plurale, democratico, deve essere giovane e deve essere donna. Tanti giovani e tante donne che ci aiutino a portare avanti un programma che dia la possibilità ai giovani di Sicilia di poter lavorare qui, di poter scegliere qui, di costruire il loro futuro, di poter scegliere di far crescere questa terra in sintonia con le cose che contano e che ogni giorno noi portiamo avanti nel sacrificio e nello spirito di servizio. E questa è la politica che vogliamo. La politica che ci ricordava Paolo VI, la politica come servizio e come la più alta espressione della carità. Ecco, io credo che la Democrazia Cristiana di oggi, fatta di tanti giovani e di tantissime donne, stia portando avanti questi programmi e questi progetti con grande passione e soprattutto con grande umiltà, quell'umiltà che serve oggi più che mai a far della politica un sistema che tenda a salvaguardare la speranza e che dia la possibilità a questa speranza di potersi riorganizzare e di diventare protagonista nel sistema sociale e istituzionale. Per il quinto anno consecutivo il Comune di Palma di Montechiaro ha approvato, rispettando i termini di legge, il bilancio di previsione. Il Consiglio Comunale lo ha approvato con 11 voti a favore e 1 contrario. Grande soddisfazione del sindaco Stefano Castellino. Il bilancio di Palma ammonta a 50 milioni di euro. Sentiamolo in questo videomessaggio. Per il quinto anno consecutivo il Comune di Palma di Montechiaro ha approvato, rispettando i termini di legge, il bilancio di previsione. Il Consiglio Comunale ha approvato l'importante strumento finanziario con 11 voti a favore e 1 contrario. Grande la soddisfazione del sindaco Stefano Castellino. Il bilancio ammonta a 50 milioni di euro. Siamo felici, contenti e soddisfatti. Per il quinto anno consecutivo, come bene hai detto, abbiamo approvato il bilancio dell'anno successivo entro il 31 dicembre. Questa mattina è stato approvato dal Consiglio Comunale il bilancio 2024-2026. Ringrazio la Ragioneria, la dottoressa Calabrese e tutti i dipendenti comunali per questo importante traguardo. Ringrazio altresì il Presidente del Consiglio Comunale, Domenico Scicolone, per la sinergia con la quale lavora con i sindaci dell'amministrazione nella difesa e nel rispetto del ruolo che ricopre e della difesa del Consiglio Comunale e delle sue prerogative. Ringrazio i consiglieri, tutti i consiglieri di maggioranza, per aver scritto insieme a noi questa ennesima pagina di storia. Il loro sostegno non è mai venuto meno, è un sostegno forte, convinto, che ci dà forza nell'amministrare. Oggi erano presenti in Consiglio Comunale 12 consiglieri comunali, 11 di maggioranza e 1 di opposizione. Il bilancio è passato con 11 voti favorevoli della intera maggioranza.
Siamo contenti, ringraziamo anche l'opposizione, la minoranza che era presente e che anche nel suo intervento, al di là poi del voto contrario, ha riconosciuto che le opere che questa amministrazione ha fatto in questi 7 anni sono tangibili e sono sotto gli occhi di tutti. Un ulteriore attestato di stima e di rapporto con onestà intellettuale, ma la forza del sindaco è la forza di rappresentare una squadra vincente. Palma riesce a raggiungere questi traguardi non perché il sindaco è bravo, ma perché vi è una squadra che viaggia all'unisono. Sindaco, Presidente del Consiglio, assessori, consiglieri comunali, collaboratori, capi area, segretario comunale, dottore Amorosia e tutti i dipendenti comunali all'unisono viaggiamo in questo nuovo percorso che ormai Palma ha intrapreso. Chiaro che spulciare tutto il bilancio è impossibile, ma c'è qualche cosa a cui tiene particolarmente? Io tengo particolarmente a due o tre aspetti, anche se tengo a tutto il bilancio nella sua coralità, ma avendo le deleghe ai lavori pubblici e il bilancio è chiaro che sono quelle deleghe che sento appunto mie, perché non le ho mai di fatti mai cedute ai lavori pubblici mai. Il bilancio ormai lo tengo da circa 5 anni. Il fatto di avere i conti in ordine, nonostante una difficoltà economica congiunturale, questo mi riempie d'orgoglio, come mi riempie d'orgoglio il fatto che il piano triennale delle opere pubbliche non è più un libro dei sogni, ma da 7 anni a questa parte è un'agenda programmatica vera e propria che abbiamo quasi esaurito e abbiamo riscritto quest'anno per il triennio successivo. Per darle l'idea, negli anni precedenti a questa amministrazione il movimento di denaro del comune che girava intorno ai 16 milioni di euro di media, con una punta di 22-23 milioni. Noi quest'anno per l'ennesima volta battiamo un record, siamo vicini ai 50 milioni di euro. Per una comunità di 21.000 anime sono numeri veramente enormi e siamo realmente felici di poter servire la nostra comunità. Colgo l'occasione per augurare un felice anno nuovo ai miei concittadini, alla mia città, al mio popolo che porto sempre nel cuore. Sono onorato insieme alla mia squadra di poterla servire. Palma è nel nostro cuore e noi siamo onorati di servirla. Viva Palma di Montechiaro. Bilancio positivo dei Carabinieri NAS della Sicilia relativamente all'attività di controllo per l'anno 2023, il servizio. Nel 2023, nell'ambito delle numerose iniziative disposte dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, tra cui le ispezioni alle varie mense ospedaliere e scolastiche, le attività di ricerca sul rispetto del Piano Nazionale per la gestione delle liste di attesa delle strutture sanitarie, i controlli nell'ambito dell'operazione Estate Sicura 2023, così come le verifiche sulle filiere del latte e dei prodotti caseari, dell'olio, nonché recentemente dei prodotti dolciari tipici durante le festività natalizie, solo per citarne alcuni. I militari del nucleo antisofisticazioni e sanità del capoluogo siciliano hanno eseguito 1265 servizi di vigilanza e repressione delle violazioni nel settore alimentare e sanitario, grazie anche alla collaborazione dei comandi territoriali dell'Arma dei Carabinieri delle province di Agrigento, Trapani e Palermo, sviluppando le attività di controllo e monitoraggio e intensificando gli interventi allo scopo di prevenire e reprimere le condotte illecite e vigilando sul rispetto delle normative a tutela del benessere dei cittadini. Nel corso di questi servizi sono state riscontrate irregolarità in 508 casi, rilevando 443 violazioni penali, 620 amministrative, per le quali sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 575.000 euro, segnalate per le varie valutazioni di competenza 442 persone alle autorità amministrative e sanitarie, 244 all'autorità giudiziaria, sottoposto a sequestro o sospensione temporanea 49 esercizi e aziende per un valore complessivo di oltre 18 milioni di euro, posti sotto sequestro amministrativo 15 tonnellate di derrate alimentari, 168.000 litri di liquidi destinati all'alimentazione, tra cui olio e latte, cooperando nel contesto di quest'ultimo delicato settore nell'operazione Omega Bad della Guardia Civile spagnola con il coordinamento dell'Europol. Inoltre, nel settore degli animali sono stati sottoposti a provvedimenti amministrativi oltre 16.000 kg di mangime, 600 animali nel settore degli allevamenti ovicoli. Tra le infiltrazioni più spesso riscontrate nel settore alimentare e sanitario si annoverano le carenze igieniche dei vari locali, l'assenza o il mancato aggiornamento della registrazione sanitaria, la mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo, l'omessa indicazione di prodotti preparati in loco
ed esitati alla vendita e alla tracciabilità sulla loro provenienza, nonché la mancata attenzione delle procedure di autocontrollo alimentare e carenza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Vigilanza generica radiocontrollata per il sindaco di Santa Elisabetta Domenico Gueli, lo ha deciso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto di Agrigento Filippo Romano, dopo che lo scorso 22 dicembre l'amministratore ha ricevuto al municipio tramite posta una lettera di minacce di morte e di insulti a lui e ai suoi familiari. Conferenza stampa di fine anno del coordinatore provinciale del Codacons di Agrigento, Giuseppe De Rosa. Ascoltiamolo. Ma guardate, io vorrei dire, ad Agrigento ormai non esistono più i bancomat, solo i bancomat delle poste e delle banche. Esistono 3 bancomat, uno si chiama Regione Siciliana, uno si chiama Comune di Agrigento e l'altro Parco Archeologico Valle dei Templi. Della Regione Siciliana ritengo che ci sia da stendere un velo pietoso, perché la guerra fratricida che stanno mostrando tutta la deputazione agrigentina con i comandatori, e qualcuno potrà criticare questa mia parola comandatori, ma sono loro proprio che comandano Agrigento da Palermo e da Catania, stabiliscono tutte le direttive in quel luogo che è Palermo, da 10 a 5, da 5 a 4, da 4 a 10, sembra che stiano giocando alla tombola. Perché questo? Perché ad Agrigento si trasforma in occasione di guadagno per gli amici della deputazione che gestisce questa macchina amministrativa oramai da 30 anni, tutto ciò che è anche positivo. Città della Cultura sta diventando per tutti il bancomat da utilizzare per imbinguare le casse di molte persone che all'apparenza del governo nazionale abitano nella città con il reddito pro capite più basso, mentre chi, come un'associazione a caso, Afrodite, organizza una manifestazione di un paio di ore e rimangono nette nelle casse di queste persone 7.200 e qualcosa. Questo è il decreto regionale. Tutto, attenzione, in questo momento viene da un unico assessorato, che è quello ai beni culturali, l'assessorato più ricco che ci può essere. Avete tutti visto la mia esternazione sui conti del comune anche. Il comune di Agrigento sta spendendo, lo scorso anno eravamo stati gli unici e i vostri giornali avevano cortesemente pubblicato le nostre note stampa, eravamo stati gli unici a dire che si erano spese 700.000 euro. Finalmente, ma eppure i consiglieri comunali sono riusciti in meno di un anno ad avere i veri conti di quella grande spesa, cioè circa 700.000 euro. Significa che con le 320.000 euro di quest'anno l'amministrazione Miccichè solo nello stretto giro di 12 mesi ha investito sugli spettacoli circa 1 milione di euro. Più sì, meno no. Cosa significa questo? Hanno trovato la gallina delle uova d'oro. La gallina delle uova d'oro si chiama spettacoli, perché i tiromancino che ad Agrigento verranno a costare 150.000 euro chiavi in mano, in un paese della provincia di Bari sono costati 63.000 euro chiavi in mano. Con l'aggiunta di 4 concerti di jazz, in quel paese sono arrivati a 109 euro. Ad Agrigento il solo concerto dei tiromancino costerà 150.000 euro. Cosa dire di più? C'è qualcosa che non quadra. 13.000 euro a un'associazione per dei gazebo a Villa Bonviglio, 13.000 euro a un'altra associazione che fa riferimento a una personalità di Agrigento, ma che l'associazione è di Palermo, altre 13.000 euro per una giostrina e una casetta di Natale. Cosa producono queste cose? A 3 giorni dal Natale, presentati senza una conferenza stampa, non è stata effettuata una conferenza stampa per presentare il concerto dei tiromancino, però adesso corrono, aprono il COC, fanno degli errori nelle direttive. Noi siamo stanchi di questa gestione della città, ma forse siamo gli unici, perché non abbiamo le mani in pasta. Troppe persone ad Agrigento hanno le mani in pasta in quello che è il bancomat della città di Agrigento. Ripeto, Sicilia, Comune di Agrigento, Parco Archeologico. Diremmo che è il momento di dire basta. Vi faccio 3 esempi su tutti. Un assaggio li tocco tutti e 3, Regione, Comune e Parco. Un assaggio di pietanze sicule, pietanze nostre, 12.000 euro a Porta di Ponte. Forse una volta sola si è visto quel mercatino.
forse una volta sola. E non ritengo che abbiano neppure le licenze per la somministrazione. 18.000 euro a una consulente che dovrà organizzare per 5 mesi e l'incarico al Parco Archeologico i festeggiamenti e gli spettacoli presso il Pala Congressi. Il Pala Congressi a questo punto Codacons propone di cambiare nome. Chiamiamolo Teatro Pirandello 2, chiamiamolo Teatro Agrigento, diamogli un altro nome, perché tutto si fa al di fuori dei congressi. E si sono investiti circa 1 milione di euro per il ripristino di quel palacongressi che oggi viene utilizzato da teatro. Andiamo avanti, 10.000 euro per 10 produzioni di film, quando un cinema tra i più rinomati in provincia di Agrigento, il CIAC, forse introita per uno spettacolo in una sala costata milioni di euro, forse al proprietario rimangono 400 euro. Lorde. Invece il Beniamino Biondi della situazione, 10.000 euro perché proietterà dei film al Palacongressi. Poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento hanno denunciato un sedicenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzino, uno studente agrigentino, è stato sorpreso in possesso di 80 grammi di hashish, pronto ad essere spacciato, materiale utile al confezionamento e un bilancino di precisione. Il controllo è scattato nella serata di ieri nei pressi del piazzale Asser a San Leone. Grande festa ieri a Palma di Montechiaro con il Natale dei Gattopardi, la performance itinerante e immersiva a cura di Marco Savatteri con oltre 40 performer tra musicisti, attori, cantanti e danzatori. Noi eravamo sul posto. Siamo con il vice sindaco di Palma, una bella manifestazione accoglie il nuovo anno qui a Palma in un momento di gioia e di festa. Bella manifestazione di Savatteri con tanti artisti. Sì, questa sera abbiamo in questo scenario bellissimo di Palma di Montechiaro, ai piedi della chiesa madre, Marco Savatteri produzione con 40 artisti, tra cui musicisti, attori e danzatori che ci allieteranno in un splendido e prestigioso evento culturale promosso dal comune di Palma di Montechiaro e patrocinato dall'assessorato sport e turismo della regione siciliana. Quindi siamo veramente orgogliosi di questa iniziativa che porterà veramente tanto lustro al nostro paese. Soddisfatta delle iniziative, diciamo in generale, il suo assessorato, quello che avete fatto quest'anno? Sicuramente abbiamo promosso nel nostro programma di festività natalizie, abbiamo promosso diverse kermessi, tra cui anche questa di notevole prestigio, e quindi anche questa sera continueremo con questa serata danzante che proporrà diversi spettacoli per grandi e piccini soprattutto, allietando la comunità, ma abbiamo promosso anche diversi eventi che hanno allietato tutta la comunità per queste festività natalizie. Marco Savatteri a Palma di Montechiaro per questo bel spettacolo dedicato al Gattopardo, cosa potranno vedere i tanti palmesi? Si intitola Il Natale dei Gattopardi ed è un modo per celebrare le festività natalizie, la tradizione siciliana attraverso più di 40 artisti che vengono da tutte le parti della Sicilia. Avremo strumenti d'epoca, cornamuse, gente vestita in abiti gattopardiano e dame, cavalieri. Avremo picciotti siciliani della novena e della tradizione siciliana che rivisiteranno le novene in un modo irriverente, e poi ancora i personaggi del Bosco Incantato, della Disney, gli violinisti, la Dixieland Band con Sal Cacciatore e tanti altri artisti, tra cui anche la coreografa Carla Favata e la compagnia Armonia Suave, danza storica. E dunque è un gioco teatrale che renderà il centro storico di Palma di Montechiaro un teatro a cielo aperto con performance diffuse e immersive. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a casa vostra. Anche
Anche quest'anno l'Associazione Portatori di San Calogero Agrigento ha realizzato il calendario 2024, un pensiero avuto dal direttivo dell'associazione ai fini di promuovere sempre la nostra amata festa con il volto e il culto del Santo Nero. Il calendario ha il titolo di storia ed è stato realizzato con immagini degli anni '20, ove vengono rappresentati gli usi e i costumi di quell'epoca durante i festeggiamenti. La distribuzione a cura dell'associazione, si ricorda che è gratuita a tutti coloro che lo richiedono. In vista delle prossime feste che ci condurranno all'Epifania 2024, il piccolo comune di Santa Elisabetta, guidato dal sindaco Domenico Gueli, rinnova l'appuntamento con le tradizioni popolari, tra tutte l'evento famoso della pastorale di Nardo, la fiera agroalimentare, la sagra della ricotta, una 4 giorni tra gusto, tradizioni, cultura ed arte, fino al prossimo 6 gennaio il servizio. In vista delle prossime feste che ci condurranno all'Epifania 2024, il piccolo comune di Santa Elisabetta, guidato dal sindaco Domenico Gueli, rinnova l'appuntamento con le tradizioni popolari, tra tutti l'evento famoso della pastorale di Nardo, la fiera agroalimentare, la sagra della ricotta, insomma una 4 giorni da non perdere tra gusto, tradizioni e cultura. Si inizierà mercoledì 3 gennaio in corso Umberto I alle 18:30 presso la biblioteca comunale con una tavola rotonda dal tema Eredità immateriale a Santa Elisabetta, a seguire la mostra fotografica La pastorale di Nardo nel tempo. Una raccolta di fotografie a cura dell'Associazione Cometa e del Comitato Parrocchiale Pastorale 2024. Quindi il giorno giovedì 4 gennaio alle ore 20 in corso Umberto I, vicino alla biblioteca, la tradizionale degustazione della pecora in brodo e la classica salsiccia, con un accompagnamento musicale della serata con i Sicilia Cantus a cura del Comitato Parrocchiale Pastorale 2024. Si entra nel vivo venerdì 5 gennaio alle 19:30 in piazza Giovanni XXIII in via Municipio, con i Sicani, viaggio tra i sapori di un tempo, la sagra della ricotta e del formaggio e le relative degustazioni. Quindi alle 20 l'inaugurazione della fiera mercato dei prodotti caseari e agroalimentari del territorio. E non manca l'accompagnamento musicale col gruppo folcloristico I Cocalos. Serata clou il sabato 6 gennaio con la pastorale di Nardo, si inizia alle 7 con la sveglia e la musica delle tradizionali zampognare e dei tamburi, la celebrazione eucaristica, quindi la banda musicale per le vie del paese, alle 10 degustazioni di ricotta e tuma fresca, quindi l'apertura della fiera mercato dei prodotti caseari e agroalimentari del territorio. Alle 11:30 la celebrazione eucaristica in Chiesa Madre, alle 13:30 l'inizio della pastorale nella Chiesa Madre verso Piazza San Carlo per concludere alle ore 18 con la processione e celebrazione eucaristica, a seguire fuochi d'artificio offerti dall'amministrazione a cura del Comitato Parrocchiale Pastorale 2024. Insomma una 4 giorni a Santa Elisabetta da gustare, da non perdere. Si è inaugurata a Palma di Montechiaro la mostra di pittura dell'artista Francesco Marino, Ritratti di anima, presso il Palazzo Ducale. Sentiamo Letizia Pace che ne ha curato particolarmente l'evento. Si inaugura una mostra a Palazzo Ducale qui dell'artista Francesco Marino. Ne parliamo con il presidente della Fondazione Palma di Montechiaro, Letizia Pace. Sì, Francesco Marino è un nostro concittadino, quindi diciamo che per noi mettere in risalto i nostri talenti, i nostri artisti, promuoverli è veramente motivo di orgoglio, di grande orgoglio. Francesco Marino esalta i nostri paesaggi, tutto ciò che è della Sicilia e tutti i luoghi a noi cari. Lui si vede la sicilitudine, proprio il sentimento di noi siciliani. E questa mostra l'abbiamo infatti chiamata Ritratti di anime. Sono ritratti di tutte le persone che vivono, quindi che sono state nel nostro territorio con tutta la loro fatica. Quindi vediamo questo quindi, che raccolgono le spighe, no? I nostri lavoratori. Quindi sono dei paesaggi a noi cari, a noi noti.
Noi palmesi siamo molto legati a quest'autore, a quest'artista. Chi di noi non ha un quadro di Francesco Marino a casa? Anche perché altre mostre sono state fatte a Palma di Montechiaro nei tempi passati, anche quando lui era ancora in vita. Quindi abbiamo avuto anche modo di conoscerlo personalmente, di conoscere la sua anima, il suo essere, tutta la sua sensibilità, per cui per noi oggi è veramente un motivo di grande orgoglio presentare questa mostra e presentarla anche a chi non lo conosce. Faremo anche degli incontri con le scuole, con i ragazzi, perché è importante che ai ragazzi nasca l'amore per l'arte, per la bellezza, per tutto ciò che ci circonda, che di bello ci offre il nostro territorio, la nostra Palma di Montechiaro, ma soprattutto la nostra Sicilia. Naturalmente questo con il supporto è stato possibile grazie all'aiuto, al supporto della Regione, del Comune di Palma di Montechiaro, al nostro sindaco che crede molto nell'arte, quindi come proprio centro propulsore della cultura, perché è la cultura che salverà il mondo. E naturalmente anche grazie alla nostra dottoressa Rosalba Di Blasi, il nostro funzionario che è sempre con noi, sempre presente, che ci collabora attivamente, e quindi vogliamo ringraziarla per questo, ringraziare tutti coloro i quali ci hanno sostenuto in questa iniziativa. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Navigare in solitaria sul fiume Platani per realizzare un docufilm è la nuova avventura di Andrea Barbera nel cuore della Sicilia, il nostro servizio. Navigare in solitaria sul fiume Platani per realizzare un docufilm è la nuova avventura di Andrea Barbera nel cuore della Sicilia. Una sfida che partirà dai Monti Sicani, dove nasce il fiume Platani, o Alikos, come viene chiamato ai greci, uno dei 3 fiumi più estesi della Sicilia e anticamente principale via di comunicazione dal Mar Mediterraneo verso l'interno della Sicilia, dove si svilupparono civiltà antiche come quella del popolo sicano. Barbera tenterà per la prima volta di percorrere il Platani a bordo di una tavola SUP stand-up, remando da solo per ben 65 km fino a raggiungere il canale di Sicilia. Un docufilm per lanciare un messaggio rivolto alle nuove generazioni che ha come tema l'importanza della pratica degli spot outdoor a contatto con la natura e l'aria aperta, sensibilizzare i giovani sul rispetto e la tutela degli ecosistemi naturali che ci circondano, con la speranza che attraverso le immagini si possano riscoprire le bellezze che la nostra terra ci offre e che molto spesso troviamo a pochi chilometri da casa nostra. È già da un po' di mesi che sto lavorando a questo progetto, alla pianificazione, alla logistica. Partirà intorno alla metà, tra la metà e la fine di gennaio. Consiste nella prima spedizione navigazione in solitaria del fiume Platani. Io navigherò per la prima volta al cuore dei Monti Sicani fino al mare, fino a raggiungere al mare, il canale Sicilia, a bordo di una tavola SUP, una tavola gonfiabile con una pagaia e un remo che mi servirà per spostarmi, per muovermi. Percorrerò all'incirca 65 km. Lo scopo di questa avventura in solitario è quella di realizzare un docufilm da mostrare, da portare in giro per le scuole della Sicilia, per appunto sensibilizzare i giovani allo sport outdoor, a contatto con la natura, le bellezze che abbiamo dietro casa. Il progetto è sponsorizzato dal gruppo Sciabica Assicurazioni e dal gruppo Gabbetti Immobiliare di Lucanaso. Come sponsor tecnico abbiamo la Surf School di Porto Empedocle e come partner scientifico Mare Vivo Sicilia, insieme al quale appunto cercheremo di capire lo stato di salute del fiume attraverso dei prelievi che poi verranno analizzati dall'ARPA, proprio per fare il punto sulla situazione per quello che riguarda il fiume Platani.
Al via l'operazione Capodanno Sicuro. Sentiamo la corrispondenza. Oltre 2,7 tonnellate di articoli pirotecnici sequestrati, 9 persone denunciate è il bilancio dell'operazione Capodanno Sicuro messo in atto dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Palermo nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio volti alla repressione e al contrasto dei traffici illeciti in occasione delle festività di fine anno. I militari del secondo nucleo operativo metropolitano, nel corso di interventi distinti, hanno sequestrato in 2 attività commerciali, una a Palermo ed una a Carini, più di 1 milione di articoli pirotecnici custoditi in locali sprovvisti delle necessarie certificazioni di prevenzione antincendio e negli stessi spazi di vendita o di stoccaggio di articoli altamente infiammabili. I titolari delle attività commerciali sono stati deferiti per commercio abusivo di materiale esplodente e per violazioni alla normativa antincendio e alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Altri 240 ordigni artigianali ad alto potenziale esplosivo, comunemente conosciute come cipolle, per il peso complessivo di 39 kg di materiale pirico provenienti da Napoli, sono stati rinvenuti all'interno di un deposito di spedizioni e sequestrati dalle Fiamme Gialle di Viale Michelangelo. Il destinatario del carico è stato deferito per attentato alla sicurezza dei trasporti e per violazione delle disposizioni in materia di controllo delle armi. Sempre nel capoluogo sono state sequestrate 3 batterie da 100 razzi e 60 candelotti pirici del peso complessivo di 15 kg nel corso di un altro intervento. I finanzieri in servizio presso il porto di Palermo hanno individuato e fermato un'auto appena sbarcata dal traghetto proveniente da Napoli, al cui interno erano nascosti circa 152 kg di materiale pirotecnico prontamente sequestrati. I militari hanno denunciato 2 persone per commercio abusivo di materiale esplodente e per violazione al codice della navigazione, avendo trasportato materiale altamente pericoloso senza alcuna precauzione, mettendo anche a rischio l'incolumità degli ignari viaggiatori. L'attività si è sviluppata anche nei comuni del versante orientale della provincia, dove all'interno di una cartoleria di Termini Imerese i militari del locale gruppo hanno sequestrato oltre 2.500 artifizi pirotecnici per un peso complessivo che supera i 100 kg illegalmente detenuti. Ulteriori controlli eseguiti dai militari della compagnia di bagheria, in particolare sui mezzi di trasporto e presso i depositi dei corrieri postali, hanno consentito di individuare 6 spedizioni di colli risultati privi di indicazioni sull'origine, sulla destinazione e sulla natura del contenuto. La successiva attività di riscontro fisico della merce ha consentito di accertare la presenza di artifizi per un peso complessivo di circa 436 kg. Il prosieguo delle attività di ricerca documentale ha sinora permesso di identificare 2 persone, tra di loro parenti, entrambi deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per ricettazione e commercio abusivo di materiale esplodente, mentre nei confronti dei restanti soggetti 11 tra mittenti e destinatari sono tuttora in corso indagini per risalire alla loro identità. Manca poco al Capodanno, che animerà Piazza Politeama domani sera a partire dalle 20:30 a Palermo. La serata inizierà con cantanti palermitani e il cabaret firmato da Sergio Vespertino e Antonio Pandolfo. Dopo la mezzanotte sarà la volta di Elodie, artista multiplatino e interprete di alcuni brani di maggior successo degli ultimi anni. La corrispondenza da Palermo. Quest'anno torna il grande concertone di Capodanno, che non è soltanto chiaramente Elodie, ma Elodie, diciamo, è l'artista di punta, ma ovviamente prima di Elodie sarà preceduta da tantissimi artisti, ci tengo a dirlo, palermitani, che si alterneranno sul palco, con la presenza quest'anno della Youth Orchestra del Teatro Massimo, guidata dal maestro De Luca e accompagnata da una band del maestro Zarcone, che accompagnerà appunto tanti artisti palermitani che si alterneranno da
Pamela Barone, a Daria Biancardi, a Giuliana Di Liberto, a Samaritano. Ci sarà quest'anno la novità di questo giovane violinista che ha vinto Tu sì che vales, appunto sarà questa, diciamo, la chicca del Capodanno, e questo ragazzo talentuosissimo che appunto ha vinto questo Tu sì che vales ha avuto grandissimo successo e quindi sarà presente anche a Capodanno. Ci saranno 3 giovanissimi artisti, Marlo, Peppe Lana e Pridea, che si alterneranno all'inizio di serata alle 20:30 alle 21, e poi dalla mezzanotte e 20 ci sarà appunto Elodie. Posso dire che è un Capodanno assolutamente in sicurezza. Abbiamo attivato tutto quello che era necessario per garantire appunto la tranquillità a chi verrà a Capodanno. Non associerei, ovviamente, perché non c'è neanche ragione di associare gli eventi che sono successi ultimamente a Palermo rispetto al Capodanno, che sono 2 cose completamente distinte. Il Capodanno è un momento di gioioso, è un momento di condivisione e di leggerezza, dove il palermitano ha sempre dimostrato, anche lo scorso anno è stato fatto un Capodanno assolutamente in sicurezza, con tranquillità, senza nessun problema, quindi quest'anno sono convinto che sarà lo stesso. Ovviamente essendoci un artista che ha un richiamo fortissimo, abbiamo previsto, e la questura e la prefettura ci ha chiesto chiaramente una presenza di security maggiore, è quello che abbiamo fatto, quindi sotto questo punto di vista ci siamo abbastanza tranquilli. Vediamo ora un report sull'abbandono dei rifiuti, i dati del servizio sperimentale, la corrispondenza da Messina. Al di là del controllo che viene effettuato chiaramente con queste apparecchiature, grazie anche all'impegno della Polizia Municipale, c'è un dato importante che avete messo in evidenza in conferenza stampa: se non ci fosse il problema delle discariche, Messina probabilmente avrebbe già raggiunto l'obiettivo, se non superata la quota del 65% differenziata. Sì, ne siamo convinti. Se noi andiamo ad analizzare quelli che sono tutti i rifiuti abbandonati per strada e spesso conferiti erroneamente all'interno dei carrellati di alcuni condomini, possiamo tranquillamente dire che probabilmente avremmo avuto una percentuale di raccolta differenziata più alta. Spesso diciamo bisogna migliorare la frazione dell'indifferenziato proprio per raggiungere quella percentuale che è prevista poi per legge, che è il 65%. E poi Messina Servizi deve comunque intervenire, individuare le discariche, e tutto ciò ha un costo. Sì, ha un costo che gira intorno a 1 milione di euro l'anno, perché comunque i siti vanno bonificati dopo l'intervento spesso anche della Polizia Municipale, che ci allerta, e quindi gli operatori si recano sui luoghi proprio per bonificare. Tutto questo naturalmente non solo in termini di conferimento dell'indifferenziato in discarica costa, ma costa anche in termini di personale che viene anche distolto da quelle che sono le attività ordinarie. Altro dato importante è che esistono le strutture, ci sono gli impianti, le isole ecologiche, lo avete detto in conferenza stampa. Anche chi è contribuente paga regolarmente la Tari, però poi si trova nelle condizioni di dover andare ad esempio sui colli a gettare la spazzatura. Perché? Questo lo vorrei proprio chiedere ai cittadini che fanno questo. È assurdo oggi assistere a degli abbandoni da parte di chi poi si scopre che è anche ligio nel pagare la Tari, però preferisce, piuttosto che recarsi a un'isola ecologica dove conferire gli sfalci di verde, recarsi sui colli. E poi magari sarà uno di quei cittadini che si lamenterà dicendo che magari la città è sporca. Quindi cerchiamo di ripristinare un attimo quelle che sono le giuste, i giusti comportamenti. Oggi Messina Servizi ha dimostrato che si può fare bene, si può fare anche raccolta differenziata in una città del sud, in una città metropolitana. Abbiamo delle isole ecologiche che funzionano, un sito della Messina Servizi che dà le giuste notizie ai cittadini in termini di orario, di conferimento anche dei materiali che si può portare alle isole ecologiche, quindi certi comportamenti veramente non hanno nessun alibi. Ottimo il test dell'Agragas in vista della ripresa del campionato di Serie D. Hanno svolto un allenamento congiunto con la squadra del Gela, terminato per 4-0. Sentiamo l'allenatore Coppa nel servizio di Carmelo Lentini.
L'Acregas sa già lo stato di preparazione raggiunto in questi giorni di sosta infernale e al Presti di Gela ha svolto lavoro congiunto contro la locale squadra che milita in eccellenza Girone B. La compagine gelese in queste ultime settimane, tra l'altro, aveva raggiunto l'accordo con il rinnovo con il Alessandro Bonafini, ex calciatore dell'Acregas, con l'attaccante Tommaso Bonanno e il difensore Simone Brugaletta. Ritornando in galoppo, dopo un primo tempo senza reti, l'Acregas si è imposto con il risultato di 4-0, grazie alle reti di Rechichi, Liga, Fragapane e Perez. Alla ripresa del campionato, la compagine agrigentina affronterà i cugini del Lecata per la prima di ritorno. Nel primo tempo la squadra biancazzurra ha impiegato Sorrentino in porta, poi Caramanno, Cipolla, Fragapane e Rechichi in difesa, Garufo, San Severino e Ruffino a centrocampo, Di Mauro e Grillo a supporto della punta centrale Olaie. Nel corso del test hanno trovato anche spazio i cosiddetti panchinari, vale a dire i portieri Governale e Vaccarino, poi lo stesso Liga, Perez che sono subentrati alla ripresa, Inserillo, Scozzare, Sinatra, Puglisi e Mannina. Ed ora spazio alle interviste. Innanzitutto è un amichevole per cui probabilmente i ritmi non sono stati altissimi, ma ci può anche stare. Però ho avuto indicazione soprattutto dai nuovi, da quelli che si sono allenati meno con noi, però voglio dire c'è tanto da lavorare, però ci sono tanti margini per poter migliorare ancora. Sì, abbiamo soltanto 2 giorni per stare con le nostre famiglie, dopodiché si riprenderà da martedì con la settimana normale tipo che ci porta alla partita credo più importante per la gente di Agrigento, per i tifosi dell'Acregas, per cui da martedì saremo sul pezzo, ma già lo siamo da un po' di tempo perché noi abbiamo fatto veramente pochi giorni di vacanza, ci siamo allenati tutta la settimana, siamo andati fino ad oggi, quindi saranno soltanto 2 giorni di pausa, ma poi riprendiamo. Ho vissuto l'andata, per cui so che significa per i tifosi, per la città, e quindi non ha bisogno appunto di essere preparata in maniera particolare se non lavorare da un punto di vista tattico, da un punto di vista atletico-fisico, da un punto di vista mentale, perché no, però da un punto di vista motivazionale c'è poco da preparare per una partita del genere. Li voglio ribadire, voglio fare tanti auguri di un 2024 pieno di soddisfazioni per la città di Agrigento tutta, quindi tifosi e non, perché legato ormai a questo posto, a questa piazza, a questa squadra, quindi auguro veramente ogni bene. Diciamo che è stata una buona sgambata, perché non potevamo stare 20 giorni senza fare 90 minuti, anche per non perdere le misure, perciò ringrazio innanzitutto gli amici del Gela Calcio che ci hanno ospitato, avevamo veramente di bisogno di fare una partita prima di andare a fare questi altri 3 giorni di vacanze, sì, un buon allenamento dai. I nuovi come li hai visti, direttore? Ma li ho visti bene, ho visto bene Olaie, si è mosso bene da prima punta, bene Michele Fragapane, un po' tutti i nuovi arrivati si sono mossi bene, si sono inseriti bene negli schemi di Mister Coppa. Gli ultimi giorni di festa e poi dal 2 si inizia a preparare la gara con il Licata, sappiamo che è una gara importante sia per cercare di fare punti e muovere la classifica, sia perché è una gara veramente sentita. Cercheremo di fare un regalo ai nostri splendidi tifosi della curva e approfitto per fare un augurio di buon fine e buon inizio anno nuovo a tutta la città di Agrigento. E arriva ancora un prestigioso premio per l'atleta agrigentina Giusy Parolino, il servizio di Margherita Trupiano. Palermo riconosce e premia l'impegno e la capacità della grande atleta agrigentina Giusy Parolino. L'eccellenza dello sport locale è stata infatti premiata ancora una volta nell'ambito di uno degli eventi sportivi più importanti dell'isola, la Festa dell'Atletica Siciliana 2023 FIDAL Sicilia. L'evento seleziona in maniera rigorosa quelli che hanno riportato traguardi prestigiosi in campo nazionale e il metodo utilizzato
finalizzato è quello di conferire il riconoscimento ad atleti che sono i primi nella graduatoria nazionale. Giusy Parolino è infatti campionessa italiana di lanci lunghi invernali, campionessa italiana di campionati italiani estivi, medaglia d'oro dei campionati italiani CDS finale scudetto, medaglia di bronzo ai campionati europei individuali e prima nella graduatoria italiani del giavellotto femminile. Alla Parolino, che promuove con positività il nome di Agrigento, l'augurio di un anno ricco di altri successi. E chiudiamo questo nostro ultimo appuntamento con la nostra informazione per il 2023, ricordando che domani, domenica 31 dicembre, a partire dalle 22:30 si terrà il concerto di Capodanno in Piazza Marconi. Si farà la mezzanotte con i Tiro Mancino, il gruppo romano di Federico Zampaglione, scelto dalla Giunta Miccichè per festeggiare il nuovo anno. Noi vi auguriamo una buona fine e un buon principio di anno con i nostri migliori auguri, dando appuntamento all'edizione 2024 della nostra informazione. Tanti auguri.